tutti. Eccoci qua cari telespettatori, come ogni venerdì siamo supportati dall'OSPI CGIL del Veneto e cerchiamo di affrontare delle questioni anche abbastanza calde e scottanti, comunque senza dubbio molto importanti per tutti quanti noi cittadini, non solo per le persone anziane, anche se ovviamente il sindacato dei pensionati della CGIL, l'OSPI si dedica in particolar modo a voi pensionati, perché poi in pensione tutti auspicano prima o poi di arrivarci e magari nelle migliori condizioni possibili, non solo fisiche ma anche di pensione in senso tecnico. E quindi Giuseppe Di Girolamo, ben ritornato qui con noi della segreteria regionale dell'OSPI CGIL del Veneto. Salve a tutti, bentornati ai telespettatori, grazie a tutti voi. Ecco qui, allora insieme è doveroso farlo, riprendiamo un po' le tematiche di attualità, ce ne sono veramente tante. Riconosciamo onor del merito che i nostri telespettatori seguono le puntate, anche le repliche estive e ci scrivono, immagino contattino anche le sedi. Sì. E la domanda più scottanti che ci vengono girate riguardano proprio le pensioni. Molti sono preoccupati perché si è parlato di quota 100 che verrebbe a scemare, quindi tanti allarmati: cosa devo fare, cosa non devo fare, cosa sta succedendo, cosa fa il sindacato, cosa non fa. Opzione donna è stata un'altra delle questioni che ha messo in agitazione chi ci ascolta e quindi tante persone, perché hanno detto: e adesso che cosa succede? È vero che era poca cosa, perché poi alla fine dei conti, come voi più volte avete detto, piuttosto che meglio piuttosto, però che cosa si prospetta, e quindi questa è un'altra questione. E allora vediamo un po' di inquadrare in generale. Io chiedo di incominciare con il supporto della regia che ci mette in onda già la prima slide, perché il tema, parliamo di pensioni, ovvero parliamo di che cosa allo stato attuale? Allora, eccolo qua. Intanto proviamo un po' a contestualizzare le cose. Parliamo della nostra regione, quindi del Veneto. Nel Veneto abbiamo qualcosa come su circa 5 milioni di abitanti, ormai tutto il Veneto, ne abbiamo quasi 1,5 milioni di pensionati, insomma, quindi un bel numeretto, insomma, quindi non sono via crescente. Non sono poca cosa, e anche questo, insomma, alcuni ragionamenti in prospettiva dobbiamo farli, insomma. Soprattutto perché, come voi sottolineate più volte, non è che sono i super pensionati. No, assolutamente, poi avremo modo, infatti, nella slide... Costo della vita alto e pensioni, esatto, e pensioni basse. Infatti nella slide riportiamo alcuni dati. Teniamo conto che l'importo medio delle pensioni nel Veneto è di circa 1.000 euro. Poi, per carità, c'è la media del pollo, però diciamo la media è un po' quella lì, insomma, cioè siamo sui 1.000 euro lordi. Quindi quando noi che infatti è bravissimo, io lo ribadisco quando noi parliamo di cifre, parliamo quindi non è quello che ti arriva. Esatto, non è quello che intasca il pensionato, ma è quello che paga l'INPS, perché poi una parte di questa non la vede né l'INPS né il pensionato, nel senso che va girata allo Stato direttamente. Ma non sarebbe il caso di parlare sommariamente di netto, io lo dico sempre, so che ci sono le variabili interne, però ci sarebbe anche una certa convenienza, dopo vedremo il perché. E dentro questo fatto, come dire, l'importo medio degli uomini, anche qui abbiamo discusso ancora, c'è purtroppo una differenza di genere che noi dobbiamo affrontare, insomma, perché gli uomini hanno una pensione che mediamente gira intorno ai 1.330 euro, le donne invece scendono a 700 e rotti euro. E questo è un dato che ci deve far riflettere, perché vuol dire che tra le donne c'è una certa povertà che come dire, è latente, che siccome le pensioni sono poi lo specchio della vita lavorativa, vuol dire che queste donne, queste pensionate, non solo non stanno bene adesso con 700 euro al mese di pensione, ma non stavano bene nemmeno prima quando lavoravano, perché se la pensione è frutto della contribuzione o comunque di integrazione che hanno ricevuto, vuol dire che nella loro vita lavorativa, per una parte di loro, lo stipendio non era un granché, e quindi, come dire, si pone un problema
di genere che dobbiamo assolutamente affrontare. Ecco, quindi questa è un po' la realtà del Veneto. No, ma che poi in proiezione non è una questione solo al passato, perché voi giustamente l'affrontato, è una questione anche al futuro. Purtroppo perché, è peggiorata la situazione esatto, in questi 2 anni. E poi adesso col discorso che comunque ci sono genitori molto anziani, che molte donne dicono: beh, a questo punto resto a casa a seguire la persona anziana, nonché i figli che comunque un aiuto ne hanno bisogno, perché mi costerebbe di più, non fanno 2 conti previdenziali sostanzialmente, in buona fede. C'è un problema culturale del paese, perché le donne non solo interrompono l'attività lavorativa quando c'è il figlio, poi interrompono l'attività lavorativa perché ci sono i genitori da curare, perché manca anche un pezzo di welfare e tutto il resto. Questo va 99% a caricarsi appunto sulle donne, il 90% dei casi, con tutto quello che ne comporta, che dicevo prima, sia sull'attività lavorativa, e poi si riflette sulle pensioni. Il risultato che noi vediamo è che la media pensionistica per le donne qui nel Veneto siamo sulle 650-637 euro, ecco, quindi una media bassa rispetto agli uomini, e questo è un dato sul quale noi dobbiamo indubbiamente ragionare, insomma. Allora, se io qua mi inserisco a gamba tesa con l'opzione donna, che così l'affrontiamo al momento, che cosa è stato, che cos'è fino adesso, e se avete avuto modo di capire, interagendo con la parte governativa, che cosa sta per succedere, allora, se siete d'accordo, insomma. Diciamo questa cosa: in questi giorni c'è una forte preoccupazione su tutto quello che succederà dal 1° gennaio 2022, perché al 31/12 si chiude quella finestra che si era aperta sulla Fornero dei 3 anni della quota 100. La Fornero non è mai andata in soffitta, non è mai stata riformata. La Fornero è sempre stata attiva. Nel frattempo c'erano alcune modalità per poter uscire a chi aveva certe condizioni. Una di queste era quota 100, un'altra era opzione donna, e c'erano delle altre possibilità. Cosa succede al 1° gennaio 2022 se col governo non riusciamo ad aprire un confronto? Perché questo è uno dei problemi, perché noi abbiamo avuto con il governo un incontro il 27 luglio, da allora in poi non siamo ancora riusciti ad avere un ulteriore incontro. Quindi, se le cose stanno così, si chiude la finestra di quota 100, che era appunto di 3 anni. Si chiude l'opzione donna, perché era stata prorogata da gennaio a dicembre 2021, ma si chiude anche l'Ape Social, che è anche quello una modalità che aiuta le persone al raggiungimento della pensione, perché non si tratta di un meccanismo previdenziale, ma di un accompagnamento alla pensione. Quindi si chiude, ripeto, quota 100, opzione donna, l'Ape Social e anche l'Isopensione. Quindi sono 4. Cos'è l'Iso? L'Isopensione Mi sfugge. è un accordo che viene fatto all'interno delle aziende per poter accompagnare le persone alla... Ma si chiude tutto il contratto perché... di espansione, no? L'Isopensione è un'altra ancora, di espansione, il contratto di espansione. Okay. Quindi sono ben 4 gli istituti che 2 sono proprio delle vere e proprie pensioni, 2 invece sono accompagnamento alla pensione, ma sono ben 4 gli istituti che a fine anno scadono se non vengono prorogati. Bravo, scadono perché era previsto che scadessero, quindi non è, perché da come passano i media, diciamo, lo so, non è un'informazione. C'è il gioco della politica, della strumentalizzazione che fa male alle persone, perché poi le persone... No, sembra che allo stato attuale il governo prenda certi provvedimenti, no, semplicemente scadono e quindi bisogna... Esatto, 2019-2020, gennaio 2019, 31 dicembre 2021 si chiudeva una finestra, opzione donna era stata prorogata dal 1° gennaio 31/12/2021 e così via. Queste sono le cose.
Allora noi cos'è che diciamo? Ecco, perché poi, come dire, tutta questa platea di persone che prima abbiamo un po' provato ad elencare aspettano delle risposte, cioè, loro come pensionati e chi sta per andare in pensione, perché adesso c'è un problema. Io, se sono nato al 31/12 del 1959, posso ancora utilizzare quota 100 e quindi vado in pensione con i miei 38 anni di contributi e 62 anni di età, quindi quota 100, no? Con 38 più 62, 100. Io nasco il giorno dopo, 1° gennaio 1960, non ho i 62 anni di età al 31/12 perché ne ho ancora 61, non posso andare in pensione. Non posso utilizzare quota 100. Cosa succede? Devo andarci con la normativa normale, ordinaria, chiamiamola così, ho da attendere 5 anni in più rispetto al mio collega. 5 anni? 5 anni in più rispetto al mio collega, magari abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto tutti insieme i 38 anni di lavoro insieme, solo perché lui è nato un giorno prima di me, andrà in pensione 5 anni prima di me. Quindi vuol dire che una persona, mi corregga se sbaglio. Se ci va con la vecchiaia, cioè con l'età, perché adesso noi abbiamo varie modalità di andare in pensione, no? Con 41 anni di contributi, cioè no, con i 41 anni, con i 42 anni e i 10 mesi di pensione e di contributi vado in pensione, oppure ci vado con i 67 anni di età. Quindi ci vado con la vecchiaia. Quindi se io non ho, mi si chiude quella finestra, sono 5 anni di scalone, non pochi. Quindi a questo punto raggiunti, se uno ha i 42 anni e 10 mesi e ha magari 60 anni... Il problema non cambia, perché se io ho 38 anni di contributi, per poter andare oggi con la pensione anticipata devo fare 43 anni sostanzialmente, chiaro, sì, no? Sì. Quindi 38 più 5 sono 43. Però conviene a chi si trova nelle condizioni di aver maturato i 43 anni, anche è nato nel 59, abbiamo detto, chiedere o usufruire di quota 100 o non gli conviene economicamente? Questa è una scelta che uno fa in base alle proprie possibilità, insomma, cioè alla propria condizione lavorativa. Perché è un po' più bassa la pensione? Allora, non c'è penalità, ecco, io vorrei chiarire questo aspetto. Infatti. Se io vado in pensione con quota 100, non è che subisco una penalità, perché il calcolo mi viene fatto sugli anni di contribuzione che ho versato effettivamente. Quindi se io ho versato 38 anni di contributi, la mia pensione sarà calcolata sui 38 anni di contributi. Se io ne ho versati 39, avrò un po' di più perché c'è un anno in più e così via. Chiaro, quindi fate il calcolo sugli anni di contributi versati. Interrompo un attimo. Quelli effettivi. Segretario, interrompo un attimo, abbiamo la pubblicità, per cui riflettete su questo, fate i vostri calcoli, tra poco ritorniamo. Non so se...